Una buona serata telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati a questa nuova puntata di TV7 Comuni, il programma che ci fa riscoprire il nostro territorio veneto. Come ogni giovedì, infatti, siamo a farvi conoscere le caratteristiche di ogni singolo comune padovano e veneto e lo facciamo attraverso la voce dei nostri primi cittadini, ma è anche grazie alla vostra partecipazione che riusciremo ad affrontare numerose tematiche. Vi ricordo che potete contattarci mandandoci un messaggio al 347 247 1498 o indirizzarci una mail a tv7comuni@gruppotv7.com con le vostre richieste che porremo ai nostri primi cittadini. Continuiamo la serata con il nostro viaggio e Maurizio ci presenta l'ospite della serata. Sì, grazie Belmaris. Torniamo in Alta Padovana, una zona molto popolata della nostra provincia, della provincia di Padova, e nello special modo parliamo questa sera di Santa Giustina in Colle, perché con noi c'è il sindaco Moreno Giacomazzi. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti voi, ringrazio dell'invito e già che ci sono auguro anche una buona serata ai telespettatori di TV7. Grazie per essere intervenuto nei nostri studi, nel nostro studio. Partiamo subito, se lei è d'accordo, con uno degli argomenti più interessanti delle prossime settimane, dei prossimi mesi, ma anche dei prossimi anni a Santa Giustina in Colle, ovvero la risistemazione del centro della cittadina, dove attualmente c'è un incrocio piuttosto pericoloso. Vediamo il contributo e poi ne parliamo assieme. Un nuovo centro per Santa Giustina in Colle, solo un'ipotesi? Tutt'altro. L'amministrazione Giacomazzi conta di riqualificare il centro del comune e l'obiettivo è far partire la gara d'appalto entro fine anno. Al momento il centro di Santa Giustina è un viavai continuo dove alle auto si alternano i camion. Il quadro economico complessivo è di 968.000 euro. Coinvolta la parrocchia e le associazioni cittadine per un progetto di messa in sicurezza che è anche il progetto di una nuova piazza. Sì, perché nelle intenzioni del comune l'incrocio sarà ridisegnato con una rotatoria lasciando maggior spazio ai cittadini. Sindaco, abbiamo capito una nuova rotatoria, un nuovo assetto dell'incrocio, ma anche una nuova piazza. Quali sono i termini di questo progetto che, da quello che abbiamo capito, sarà veramente importante per Santa Giustina in Colle? Esattamente, come è stato detto anche nel servizio, non si tratterà solo di una semplice rotatoria per defluire e soprattutto risolvere il cruciale incrocio che, come è stato detto, vede il passaggio di oltre 2.000-3.000 mezzi, tra cui anche molti mezzi pesanti, darà un nuovo aspetto al centro del capoluogo con una piazza appunto che sarà molto accogliente anche previsto con delle aree verdi. È un processo che è durato ormai da qualche anno, già anche dalla precedente amministrazione era stato preso in considerazione per poi essere ripreso all'inizio del mio mandato per andare ad approfondire coinvolgendo, cosa che non era stato fatto, la parrocchia e soprattutto anche le associazioni che poi andranno a utilizzare appunto la piazza. Siamo arrivati alla fine, diciamo, dopo questo lungo percorso, sicuramente anche rallentato un po' dal periodo di Covid che abbiamo avuto e, come è stato detto nel servizio, l'obiettivo che sicuramente raggiungeremo è andare in gara entro la fine di questo anno. Perfetto, quindi un nuovo assetto completamente. Mi interessava questo particolare della nuova piazza, insomma, quindi non solamente una rotatoria, ma di nuovo un luogo di aggregazione. Sì, esattamente, verrà ampliata praticamente l'area. Quando si arriverà, diciamo, soprattutto dalla via principale che arriva da Villa del Conte, si vedrà appunto questa rotonda che è inserita all'interno di un contesto appunto di piste ciclabili e pedonali, ma anche con del verde, quindi sicuramente l'obiettivo, diciamo, di progettistico, ovviamente su nostre indicazioni, è quello di dare appunto al parvenza di un paese stile Abano, lo dico io, no? Perché comunque sarà quello il nostro obiettivo, di rendere appunto una piazza dove per adesso ci sarà appunto la viabilità che purtroppo per motivi che si possono capire non si può limitare il traffico, soprattutto quello pesante, perché necessiterebbe sicuramente delle bretelle laterali che andrebbe a coinvolgere anche i paesi limitrofi, quindi sicuramente l'obiettivo sarà anche quello, ma intanto partiamo con la piazza. Ecco, a proposito di questo, magari è prematuro parlarne, ma
cosa si può fare per deviare il traffico pesante? Il centro è molto piccolo d'altronde. Sì, sicuramente deviarlo vuol dire fermarlo prima. Già diciamo, si è ridotto notevolmente da quando è stata, ormai passato qualche anno, potenziata e aperta la 308, sicuramente i mezzi pesanti fanno anche giri diversi. Diciamo che per ora non riusciamo a togliere appunto nel centro del capoluogo. Potrebbe essere, si valutava un'ipotesi di prolungare venendo dalla via commerciale, che quindi arriva da Cittadella, portando poi direttamente su Campo San Piero, ma come dicevo prima necessita un progetto che va a coinvolgere anche altri paesi. Questo per quanto riguarda la viabilità che va verso nord. Stando invece verso sud, chiaramente dalla rotonda che è stata recentemente inaugurata, anzi è stata inaugurata nel 19, ma è famosa perché c'è Leone che gira. L'abbiamo anche nel nostro studio come sfondo. Sì. Esattamente. Eccolo qua, eccolo qua. Questo è Eccolo, perfetto, è proprio questo. Lì l'idea era quella appunto di far defluire il traffico sull'area appunto verso sud, quindi verso via Tergora, ma lì poi vai a imboccarti in una strada che andrebbe potenziata creando una viabilità alternativa. Diciamo che i progetti nella testa ci sono, chiaramente poi da lì a portarli in realtà sappiamo tutti, tra la burocrazia, gli espropri e quant'altro non è una cosa semplice, però l'importante è averlo in testa. Sindaco, quando ci siamo incontrati al municipio ci ha parlato di tante opere cosiddette invisibili, insomma, che sono state realizzate in città, che aumentano la qualità della vita, ma non sono la grande opera come può essere appunto questa rotatoria, soprattutto di manutenzione, giusto? Che cosa è stato fatto nel comune? Sì, infatti come dissi quel giorno che la più grande opera che deve, non che può fare, ma che deve fare un amministratore sono le manutenzioni, perché comunque manutentare e tenere ovviamente anche a volte a norma gli immobili, il territorio di un proprio comune, penso sia la priorità di ogni amministratore. Purtroppo a volte si pensa che un bravo amministratore sia quello che magari ti fa la rotonda piuttosto che magari il parco, certo, ed è fondamentale chiaramente, ma molto spesso la priorità sono proprio le manutenzioni, sono dei piccoli lavori che praticamente devono essere assolutamente fatte, magari anche di importo non importantissimo, parliamo a volte di 10, 20, 30 mila euro, che vanno appunto a manutentare, ma soprattutto nel caso anche idraulico, mettere in sicurezza il territorio. Noi abbiamo già speso quasi 50.000 euro andando a pulire e a ricalibrare fossati e pulire le caditoie per impedire che purtroppo il meteo che è cambiato, queste cosiddette bombe d'acqua, vanno a mettere in difficoltà appunto il defluire delle caditoie, che se poi sono anche otturate da fogliame o quant'altro, chiaramente poi si creano gli allagamenti che diventano molto pericolosi. Infatti negli ultimi mesi, grazie all'intervento che abbiamo fatto, non abbiamo avuto problemi appunto di pozzanghere piuttosto anche che di allagamenti, quindi è una cosa che doveva essere fatta e che deve essere fatta assolutamente. Nel Marissa sono arrivate delle domande da parte dei nostri telespettatori, perché molto spesso chiediamo che interagiscano con noi. Vediamo se magari c'è qualcosa per il sindaco. Sindaco Marta ci chiede: Sindaco, siamo un po' tagliati fuori dalle principali linee di mezzi pubblici. Possiamo fare qualcosa per migliorare questa condizione? E poi invece abbiamo Filippo: che eventi ci saranno per novembre e dicembre in paese? Grazie. Grazie quindi a Marta e Filippo per le loro domande. Allora parto dalla prima, la domanda che fa Marta è una questione che abbiamo discusso recentemente anche in un incontro che abbiamo avuto con dei colleghi della federazione. Purtroppo la viabilità, se parliamo poi anche dell'implementazione in mezzi pubblici, è una delega tra virgolette della provincia, quindi per quanto riguarda la viabilità e l'implementazione è una questione, sappiamo, difficoltosa, spinosa, soprattutto nel paese come Santa Giustina, che non è decisamente tra i paesi che hanno magari la stazione ferroviaria importante, anche se ce l'abbiamo, ma comunque fa una linea, una tratta che va da Campo San Piero a Cittadella Bassano, e il punto nevralgico sicuramente lo è Campo San Piero. Il fatto di poter pensare di implementare i mezzi pubblici ci stiamo già pensando con i colleghi della federazione, portando poi in provincia e poi si vedrà cosa si può fare. Ripeto che non è una cosa semplice, perché appunto ne abbiamo discusso nei giorni scorsi, soprattutto anche perché paradossalmente, e questo ci viene detto direttamente dalle aziende incaricate, fanno fatica a reperire personale, gli autisti. Quindi paradossalmente c'è anche questo problema, lo stesso problema che c'è nella sanità nel reperire personale medico.
medico, quindi sappiamo, nonostante sia una delega diciamo così della provincia, però sappiamo che il programma esiste e ne stiamo appunto parlando. E per quanto riguarda gli eventi invece? Allora, gli eventi, diciamo quelli importanti, tosti, di cui noi ne andiamo fieri come comune, è la mostra del libro che partirà il 26 di novembre e finirà con la domenica del 3 dicembre. È una settimana piena e ricca di eventi culturali. È una mostra che è seguita direttamente dall'assessore De Santi, che ci tiene in modo particolare e fa bene perché comunque attira tantissime migliaia di persone a visitare appunto la fiera nei vari eventi che sono organizzati durante le settimane, tra cui anche delle premiazioni in questo caso di alcune associazioni, quindi ecco, quello è l'evento strong da qui a fine anno. Chiaro che poi ci saranno altri eventi di minore importanza, ma questo è quello diciamo che merita anche essere pubblicizzato. Quindi insomma, amanti della lettura, mi raccomando, appuntamento a Santa Giustina in Colle. Esattamente, esattamente. Prima di passare alla pausa, io da ciclista sporadico non posso non chiedere, insomma, visto che il suo territorio è lambito da una ciclovia piuttosto importante che è la Treviso-Stiglia, che so essere molto apprezzata, se ci sono degli interventi di carattere ciclabile sul comune. Lo chiedo perché so che è una spesa molto onerosa per tutti i comuni e vorrei capire insomma, se si sta pensando a implementare la rete o se ci sono insomma, delle difficoltà dal punto di vista proprio economico. Sì, beh, chiaramente quando si parla di piste ciclabili, dal mio punto di vista ritengo siano diciamo, delle opere estremamente necessarie. È chiaro che arrivare a distanza di anni dove magari non sono stati fatti degli investimenti nel passato non puoi fare tutto in un mandato, perché comunque noi abbiamo preventivamente piste ciclabili nel piano triennale delle opere pubbliche per circa, anzi oltre 3 milioni di euro, sappiamo perfettamente quali sono le vie principali che necessitano diciamo, del completamento, in alcuni casi invece la creazione di piste ciclabili ex novo. Lo sappiamo però, come diceva lei prima, ci vogliono milioni di euro. Diciamo che un'alternativa, grazie alla partecipazione di un bando nel 2014 a livello di federazione, 8 comuni hanno aderito appunto e partecipato e vinto un bando europeo per l'implementazione di piste ciclabili e abbiamo appaltato l'anno scorso questo mega progetto che lambisce 8 comuni. Nel caso nostro si tratta di una pista ciclabile che correrà su sommità arginale del fiume Tergola, che parte da Villa del Conte e arriva fino a San Giorgio delle Pertiche, attraversando la pista ciclabile dello Stiglia. Questa cosa è molto interessante perché comunque va a creare, oltre il collegamento tra più paesi, ma va a creare anche un percorso alternativo della pista ciclabile stessa della Treviso-Stiglia. Chiaramente per adesso una tratta che va da Treviso si ferma poco dopo Vicenza, però chiaramente avere anche poi delle intersezioni che arrivano da altre piste ciclabili naturalistiche in questo caso, dove nel caso specifico non necessitano neanche grossi investimenti diciamo, di denari, perché comunque correndo in sommità arginale non necessita di espropri particolari, tantomeno di opere pubbliche importanti. Molto bene, Sindaco, noi andiamo un attimo in pausa, mi raccomando non cambiate canale, restate con noi perché abbiamo ancora tanti argomenti per Santa Giustina in Colle.